Insediati in Sardegna. È semplice e agevole. Scopri la principale piattaforma multisettoriale del Mediterraneo, dove aspetti produttivi e professionali, clima, cultura e natura offrono interessanti opportunità per la tua iniziativa imprenditoriale. Scegliere la Sardegna è una scelta di vita. Scopri un insieme di sistemi locali e il loro potenziale di sviluppo, capacità produttiva, ambiente, saperi, vocazioni e tradizioni. Soggetti e attori presenti sono i nostri punti di forza. Risorse ambientali, naturali, culturali, le aree protette, materie prime per eccellenza confezionano un ambiente unico al mondo non replicabile. La capillare diffusione di imprese e servizi, sistema finanziario, vocazioni produttive locali, distretti e filiere, consorzi industriali e aree dedicate ai piani per gli inserimenti produttivi, presenti capillarmente, evidenziano il grado di cooperazione che negli anni si è irrobustito notevolmente. La qualità e la quantità delle risorse umane, dei servizi per le imprese e per la popolazione, ben si sposa con un alto tasso di legalità e con la bassa densità demografica. La dotazione diffusa, sia per la logistica che per le aree produttive, è egregiamente sostenuta da adeguate infrastrutture. Forte dei suoi 3 aeroporti maggiori, Cagliari, Olbia, Alghero, e di una rete di piste minori, Tortolì, Oristano, aperta coi suoi 6 porti, Cagliari, Arbatax, Olbia, Porto Torres, Oristano, Portovesme, e attraverso la fitta rete di marine, ben 90, innervata da una densa rete di strade, dotata di un sistema ferroviario in via di ringiovanimento, la Sardegna si presenta come naturalmente collegata e dialogante col mondo. Fibra ottica e banda larga su quasi tutto il territorio regionale completano la dotazione infrastrutturale di base. Siamo una piattaforma multisettoriale e multimediale. Le procedure di insediamento rispettano gli standard europei. Che tu sia uno start-upper o un'impresa consolidata, se decidi di sviluppare il tuo business in Sardegna, potrai cercare una sede di rappresentanza, una sede secondaria della tua attuale impresa o aprire unità produttiva ex novo costituendo una nuova società. Dovrai compiere le procedure di rito per gli imprescindibili adempimenti amministrativi di insediamento. Agenzia delle Entrate, Registro delle Imprese, SUAP, INPS, INAIL. Dovrai effettuare la scelta strategica sul dove posizionarti fisicamente rispetto a filiere, distretti, servizi, infrastrutture, costi e presenza di manodopera. Potrai fare riferimento agli enti che sul territorio possono affiancarti. Sapranno valorizzare le tue opportunità in base al settore di attività, alle valutazioni di minore o maggiore labor or capital intensive, al livello di impatto ecologico, alla natura e all'importanza gerarchico-organizzativa dell'impianto o comunque dell'insediamento. Tieni conto che per ogni aspetto autorizzativo e procedurale hai a disposizione il SUAP, sportello unico per le attività produttive, che ha semplificato e razionalizzato l'iter di avvio e potenziamento dell'impresa. Lavora tranquillo perché tutte le aree produttive, extraurbane o meno che siano, gravitano su territori in cui sono presenti, ad opera di privati o del pubblico, tutti i servizi esterni necessari al tuo business. Posta, fibra ottica, web, logistica, strutture alberghiere, ristorazione, congressi, servizi famiglia, servizi formazione, supporto alle start-up, brevettazione, dipartimenti universitari e centri di ricerca, incubatori, presenza media accreditati ed ascoltati, presenza di agenzie di sviluppo pubbliche e private, nonché reti di consulenti. La Sardegna ha i suoi punti di forza nella formazione, nella rete degli innovatori, nella ricerca, nell'ambiente, nei comparti turismo, primario e information communication technology e nella quiete sociale. Non trascurare che in Sardegna sono presenti numerosi aiuti per la nascita e la crescita di impresa. Consulta la sezione Finanzia la tua impresa nel portale. Potrai consultare le leggi di finanziamento più adatte al tuo progetto imprenditoriale. Tutta l'isola è poi densa di zone da bonificare, ex aree minerarie, siti costieri, aree dismesse. Quanto c'è da fare per rimediare agli errori dell'uomo? La Sardegna è un'isola aperta,
perché consente un facile dialogo con i diversi mercati di sbocco interno ed esterni. La Sardegna è il punto di riferimento per chi vuole investire in Europa, al centro del Mediterraneo.